Il palio. Il palio è il momento più importante. Il palio è dal 1 agosto al 18, qualcuno diceva il palio. Oggi c'è la presentazione del cencio, e per me è di nuovo un'emozione, come diceva prima il magistrato Pierangelo. Ogni volta si rinnovano, ogni volta è da capo un'emozione nuova. Io avevo deciso di affidare il palio fin dall'anno passato, una cosa un po' inconsueta perché il palio il sindaco lo dà in maniera abbastanza segregata, lo dice quasi all'ultimo momento, e invece la novità dell'altro anno fu che quando fu presentato il palio di Paolo Borghi, io ebbi il piacere e l'onore di dire che il prossimo palio l'avrebbe fatto la Cecilia Rigacci. Perché questo? Perché in un colloquio avuto in mesi precedenti nel mio ufficio mi colpì la sensibilità, l'amore, la dedizione, il gusto di questa signora, una signora che frequenta Via Castagnaio, una signora che sa di palio, una signora che conosce benissimo il Palio di Siena, una signora che ha fatto anche il Palio di Siena. Un artista, quindi, devo dire che aveva tutte le caratteristiche, la sensibilità e l'amore per fare questa cosa. È stata una scommessa, io credo questa scommessa, devo dire che io l'ho visto di sfuggita stavolta, mentre l'altra volta l'ho visto in fase di preparazione. Questa volta io non ho voluto in qualche maniera né condizionare né far capire che cosa avrei desiderato, perché sapevo che comunque sarebbe venuto qualcosa di spettacolare. Io questa sera insieme a voi, quando verrà scoperto, credo che rivivrò l'emozione insieme a voi di quello che è stato fatto. Per quello che ho potuto vedere è di una sensibilità, di una dolcezza, di una spiritualità che soltanto una donna può avere. È difficile trovare delle donne artiste, ma quando le donne si mettono a fare cose le fanno fare spesso meglio degli uomini. Quindi dalla forza del Paolo Borghi arriviamo alla dolcezza e alla poesia della Cecilia Rigacci, che ha saputo trasmettere questa emozione in questo palio. È proprio questa dolcezza e questo amore che Cecilia ha trasmesso in questo palio, una donna che accompagna il bambino, questa Madonna forse accompagna questo bambino, e io credo che ci aiuti questo bambino, questo Gesù. L'immagine, poi ho visto il timpano che è sopra l'abside della nostra chiesa della Madonna di San Pietro, quindi rappresenta questa Madonnina. E quello che è di bello, l'altra cosa che noterete, che io all'inizio non avevo capito, mi ero anche quasi un po' stupato, perché ho detto: ma dove sono le contrade? Le contrade sono 4 gioielli, e questo è il significato che la Rigacci, la Cecilia ci dà: il palio, le contrade e i gioielli, la Madonna che ci accompagna con questo bambino, sullo sfondo la Madonnina di San Pietro, e la dolcezza quindi che pervade e che porta con sé una pittrice, un'artista degna di aver fatto il nostro palio. Grazie Cecilia del palio che ci regali. Buonasera a tutti, vi ringrazio tanto. Io come sempre leggerò, però avrei voluto farlo lì insieme a voi, perché in questo momento mi sento più parte del popolo e non l'artista che ha realizzato questo palio. Vorrei ringraziare soprattutto principalmente le autorità qui accanto a me, e passerei alla descrizione di questo palio. Non vorrei annoiarvi, ma per me è necessario, perché un'immagine così, diciamo, delicata e eterea ha bisogno di essere sottolineata con una spiegazione. Vi ringrazio della vostra attenzione. Allora, il tabellone da me eseguito in occasione del palio è un'opera pittorica su seta dipinta con colori composti da colle vegetali, pigmenti naturali e polveri di madreperla marina. Sono presenti interventi a foglia oro e bordi di soutache setati bianco e oro. La composizione grafica del palio reca i seguenti elementi: l'effigie riprodotta della Madonna di San Pietro, l'architettura interna della chiesa di San Pietro in Via Castagnaio,
Due figure umane, una donna in veste candida e un fanciullo, su un piano solcato da linee convergenti, gradini di una scala, motivi e ornamenti grafici con bifora medievale, simbolo del Palazzo del Governo, e iscrizione recante la data 1416-2016, 600° anniversario della redazione degli Statuti medievali di Piancastagnaio. Inoltre gli stemmi delle 4 contrade, corredati da quelli del magistrato delle contrade e del comune di Piancastagnaio, del comune cittadino e della Misericordia. Questo palio ho voluto intitolarlo Essenza del cammino. L'opera pittorica da me realizzata è in una fine rappresentazione di un ideale cammino che l'umanità tutta è chiamata a percorrere, quindi il cammino della purezza. I tempi moderni in cui viviamo hanno fin troppo evidenziato un reale malessere delle coscienze e un pericoloso declino dei valori all'interno del consorzio umano, che sembra avviato verso un inevitabile smarrimento. Ecco dunque l'idea di lasciare alla comunità di Piancastagnaio, ancora ricca di valori cristiani e nobili intenti, un messaggio di incoraggiamento a preservarli, ricordando ai giovani che sono l'avvenire di una comunità, l'importanza della purezza dell'animo, quale essenza prima di ogni cammino di vita. La scena principale del piano di Piancastagnaio è occupata infatti da una donna vestita di candide vesti e da un fanciullo che la tiene per mano. È ravvisabile nelle due figure l'umanità, la donna, e il suo futuro, il figlio. Scelgo di rappresentare i due soggetti con il classico colore bianco, simbolo di purezza e luminosità. Il candore delle vesti proietta l'osservatore in una dimensione di luce e calore. Non a caso la parola purezza e puro derivano dalla radice greca pir, che significa fuoco, luce di fiamma. La purezza è qui intesa come luce di fiaccola che illumina e guida nel buio della tenebra che ha abrutito non pochi umani nel corso del tempo. Le due figure sono scalze. Questo particolare è l'espediente scelto per ricordare il silenzioso lavoro della comunità dei Carmelitani Scalzi, che a Piancastagnaio hanno effettivamente riacceso l'attenzione sulle radici mariane del Montamiata e sulla festa della Madonna di San Pietro, alla quale il palio è dedicato. La nudità dei piedi, voto cristiano di molti ordini monastici, tra cui quello dei Carmelitani, appunto Scalzi, è un riferimento religioso di estrema importanza. Le scritture ricordano infatti della nudità dei piedi quale simbolo di povertà e umiltà. Nel testo biblico, per esempio, nell'Esodo 3,5, Mosè fu incaricato di rimuovere le scarpe prima di avvicinarsi al roveto ardente e disse: metti via i tuoi sandali, perché il luogo sul quale stai è una terra santa. Infatti, per accedere in molti templi, come moschee e templi indù, ancora oggi è necessario rimuovere i calzari. Gesù Cristo stesso nel Nuovo Testamento lava i piedi dei suoi discepoli nei momenti culminanti della vita spirituale, come quello dell'ultima cena. Nel dipinto compaiono alcuni gradini di un'ideale scalinata, sono quelli che ho dipinto per richiamare alla mente l'accesso alla chiesa della Madonna di San Pietro, ubicata a Piancastagnaio. I gradini percorsi dalla donna insieme al fanciullo rappresentano i diversi stati di coscienza che possono essere conquistati dalla comunità in cammino verso una via di perfezionamento. L'idea della scala con i suoi gradi è qui usata per sottolineare i vari stati di coscienza o gradi di perfezione che ogni individuo può realizzare quale prova di evoluzione, una vera e propria ascesa o, in termini spirituali, quelli che avrebbero usato i Carmelitani Scalzi, un'ascesi. La donna e il bambino si trovano così in uno stato di coscienza nuovo. Entrambi hanno imboccato il lungo sentiero del bene che li condurrà verso un futuro di rigenerazione. Dipingo il terreno calpestato dalle nudità dei piedi, se vogliamo dalle nudità dell'animo, di colore verde tenue, alludendo al primo verde, quello della primavera. Il verde, colore simbolo della rigenerazione spirituale, è un chiaro riferimento alla nascita di una nuova mentalità e quindi di un nuovo terreno interiore, nel quale depositare i semi delle virtù che faranno nobile e forte il giovane popolo di Contrada di Piancastagnaio. Uscire dalla forma, dai rigidi estremi, dai perimetri dettati dall'ignoranza secolare significa conquistare un nuovo stato di consapevolezza, frutto di un lavoro di elevazione.
Questo innalzarsi e perfezionarsi significa aderire ad un modello di purezza e immacolata natura, capace di concepire le bellezze dell'assoluto, in altre parole, di aderire al modello di una Vergine Madre. Raffiguro per questo motivo l'icona della tanto amata Vergine di San Pietro, l'immagine della Vergine che troneggia nel cielo eterea e lo sfondo di color celeste e tenue che fa trasparire questa immagine come se affiorasse da un piano metafisico. Poi più sotto dipingo uno degli elementi strutturali della chiesa di San Pietro, cioè i grandi archi affrescati dal celebre Nasini. La rappresentazione della chiesa al suo interno è appena accennata, il colore tenue e l'elemento pittorico sembra svanire nel corpo celeste del cielo. Questa soluzione cromatica è usata per rappresentare un concetto, cioè la perdita dei connotati formali della religione, poiché la mia convinzione è l'avanzare del tempo in cui sarà impellente la ricerca dall'aspetto interiore e informale a scapito di quello esteriore. Dunque nel dipinto l'edificio esteriore della chiesa lascia il posto alla profondità del cielo in cui sfuma. La chiesa, il tempio interiore, come fu inteso in origine, non ha infatti nulla di esteriore o formale, è invisibile e un'architettura intima, un tempio sacro, un corpo intangibile edificato con le preziose pietre delle virtù. La donna rappresenta quell'umanità che deve costruire in sé il tempio, all'interno del quale si manifesterà la luce della saggezza. Il figlio, eloquente, è il passo biblico tratto dal Salmo 118, che scelgo di scrivere lungo il nastro, quello che il fanciullo tiene in mano e dolcemente fa cadere a terra. Vi si legge infatti un riferimento alla luce della verità. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Solo un'umanità perfetta, pura, virtuosa, candida, immacolata potrà concepire l'idea del divino in terra, qui dove siamo chiamati a costruire un nuovo futuro. I tempi con le loro cronache di sangue ce lo impongono. In altri termini, l'immagine di alcuni elementi diventa impercettibile come se stesse per sparire. Io voglio sottolineare con questo escamotage che la coscienza di chi si eleva è pronta a lasciare le forme e le consuetudini. Si fa chiara la volontà di non aderire più alle precostituzioni mentali per lasciare spazio all'essenza. L'essenza infatti è impalpabile, invisibile, nascosta, è oltre la forma. Allora ecco delinearsi un nuovo percorso, un cammino che la nostra coscienza deve intraprendere. Ogni persona è chiamata dalla contingenza storica a reinterpretare in senso originale la figura mariana, a vedere la Vergine Maria come un modello archetipico di purezza e perfezione e trasparenza, qualità queste tipiche di uno spirito che si eleva, poi è capace di combattere una dura battaglia contro le imperfezioni e i vizi. Le linee del piano in cui si muovono la donna e il fanciullo convergono in un punto. È il punto dove volge il sole, l'est, l'oriente, la luce dell'alba, il chiarore di un nuovo giorno, la luce aurea segnata da un punto coroloro, simbolo della luce divina che bagnerà la coscienza di colui che sceglie questo cammino di rigenerazione. La donna umanità velatamente tiene in mano una croce anzata o croce egizia, simbolo arcaico della terra d'Egitto, la terra che il testo biblico spiega aver accolto Mosè, ovvero colui che preparerà il popolo eletto e la discendenza di Gesù Cristo. Questa croce, chiamata anche chiave di Ankh, chiave della vita, è un simbolo di rinascita che trova collegamento con Horus, il dio luce del Torah, i cui raggi, la cui luce radiosa rappresenta il contatto massimo con il Creatore. Consegno così a questa donna il compito di inviare voi a compiere una riflessione più profonda, che ha come fine ultimo un volontario cammino di rinascita, un cammino la cui essenza è purezza. Ho voluto dare un nome a questa donna, quello ebraico di Magdal o Maddalena, che nella lingua mosaitica significa torre. L'edificio che si eleva sfiorando il cielo è l'idea di ascesa, il ritorno verso le cose celesti. Le mie origini senesi e la mia appartenenza ad un popolo di contrada trovano idealmente sintesi in questo nome che chiama la piazza del campo con la torre del Mangia, sotto la quale si corre uno dei pali più importanti e famosi al mondo, il Palio di Siena. Non tutti possono vantare come Pian Castagnaio le tracce importanti di operosi animi come quelle dei Carmelitani Scalzi, veri custodi di messaggio cristiano, ridestato a suo tempo a Santa Teresa d'Avila e da San Giovanni della Croce. A loro, e in particolare a Padre Carlo ed Eliseo Fratini, va il merito di aver costruito idealmente una parte cospicua
di aver costruito idealmente una parte cospicua di quei gradini che danno accesso ad un nuovo itinerario che tutto Piancastagnaio dovrà percorrere. Per questa ragione ho voluto tracciare i nomi dei santi e dei loro imitatori a bordo della scalinata dipinta, sottolineando l'importanza del passato e del lavoro fatto nella comunità dagli uomini e dalle donne di fede per le generazioni future. Il palio, con la sua più intima natura, rappresenta una corsa al perfezionamento e dietro l'evento ci sono le vite, i sentimenti di un popolo in cammino, che siete voi. Il palio per questo motivo può divenire la prova tangibile non solo di valori tradizionali, ma anche di rifulgenti virtù, quelle virtù che i cristiani conquistano nell'animo lottando per essere migliori e orientati verso la luce del sommo bene. Le 4 contrade di Pianesi nel mio immaginario diventano così dei preziosissimi gioielli avvolti nel candore della seta, una luminosa testimonianza presente e futura di vita e purezza. Piancastagnaio col suo popolo al pari dell'antico vulcano su cui si erge, simbolo di potenza nascosta e fuoco, accende gli animi di molti e rischiara con la luce della sua festa dedicata alla Vergine di San Pietro i cuori elementi di tutti coloro che vi giungono e partecipano. E ora un ultimo, consentitemi, ringraziamento. Siccome in questi luoghi, come sapete, conservo affetti e momenti passati ma anche presenti, a me davvero molto cari, e alcuni di questi vorrei nominarli. 2 sono famiglie, una è la famiglia Fiori con tutti i suoi derivati, i rami diciamo derivati, la famiglia Stolzi e Carlo in modo sentito, Giuliano Angelini, prezioso e instancabile collaboratore. Infine, ma certamente non per ultimo, Don Azelio Bagaggini, anzi Don Zelio Bagaggini, e tutta la comunità della Misericordia, un fiore all'occhiello, non solo per Piancastagnaio, di cui sono onorata di aver conosciuto perché in un solo e breve minuto mi ha trasmesso tutto l'orgoglio e la forza di un territorio come il vostro, ma un pochino anche mio, che ha saputo fare delle proprie ferite le sue più alte virtù. Non dimenticatelo mai e siatene sempre orgogliosi. Un grazie di cuore a Marco Conti e a Gabriele Porti, professionisti di indiscutibile bravura e valore, ma soprattutto grandi amici. Grazie a tutti.